Oggi la Chiesa celebra Sant'Alfonso. Il nome Alfonso, utilizzato da molti re, deriva dall'antico tedesco e significa pronto alla battaglia. Dal 2012, il 1 agosto, si celebra il World Lung Cancer Day. È un'occasione per far sentire agli ammalati e alle loro famiglie l'affetto e la vicinanza di tutti. La European Respiratory Society ha avanzato una serie di raccomandazioni rivolte all'Unione Europea per ridurre il peso della malattia sui cittadini europei, tra cui l'aumento di fondi per la ricerca, la protezione dei lavoratori dall'esposizione occupazionale a fattori di rischio, l'aumento di screening e l'implementazione di misure antifumo. La profezia del titolo non si è avverata. Ma sicuramente la clip della canzone dei Buggles, Video Killed the Radio Star, la prima trasmessa da MTV nel giorno della sua nascita, l'1 agosto del 1981, ha segnato una rivoluzione nel mondo della musica. L'esplosione delle immagini e l'avvento dei VJ, ovvero i videojockey, hanno influenzato i gusti di intere generazioni. Sapevate che è possibile camminare sull'acqua? Ci sono infatti alcune specie di animali che riescono benissimo a farlo, come il basilisco, una grossa lucertola che vive nelle foreste del Messico e del Guatemala. Questo animale corre infatti in posizione eretta, sembra quasi che schiaffeggi la superficie dell'acqua con le zampe posteriori, riuscendo a percorrere un centinaio di metri senza affondare. Buon inizio agosto ai 12. Il mese inizia con una conturbante luna in Scorpione che crea un pochino di scompiglio tra le stelle. Vediamo come. Ariete. Per voi a creare scompiglio veramente proprio il vostro pianeta, è proprio Marte che comincia in opposizione e che comincia a essere in tensione con Saturno e Nettuno ospiti nei vostri gradi. Questo significa che le tensioni lavorative potrebbero raggiungere il massimo, che lo stress lavorativo è davvero molto complicato da gestire. Abbiate pazienza. Toro, la vostra Venere oggi cambia segno zodiacale, si trasferisce in Cancro, una sua sede potentissima e congeniale. Adesso piano piano inizierà il cammino che la porterà verso Giove, dove finalmente sarà convinta nel farvi decidere per una soluzione comoda e assolutamente vantaggiosa per i vostri affari. Gemelli, Venere esce dai vostri gradi, vi abbandona, vi rimane Urano e la sua scienza del compromesso. Venere aveva un po' troppo complicato l'amore e i sentimenti in questo periodo. Adesso che è uscita sarete comunque più leggeri e potrete vedere le questioni amorose con molto più raziocinio. Cancro, Venere entra nei vostri gradi zodiacali, purtroppo però con una quadratura di Marte e una da Saturno e Nettuno, per cui una Venere non proprio rilassata, ma che tenderà ad ambire ad uno sposalizio con Giove che la porterà lontano e felicemente. Abbiate pazienza, l'amore si sta aggiustando. Leone, Venere oggi si nasconde un po' e crea tutta una serie di conflitti interiori, un po' di nostalgia, qualcosa di misterioso, qualcosa di non detto, qualcosa che sicuramente vi incuriosirà e c'è un piccolo mistero da risolvere in amore. Vergine, la vostra giornata oggi si apre con una Venere che passa in un segno congeniale, ma il Marte che ancora si ostina a essere dispettoso nei vostri gradi è in regime di quadratura. Oggi probabilmente un piccolo collasso nel rapporto affettivo sarà il pretesto per parlare senza filtri di come vi sentite e di come intendete il rapporto. Bilancia, Venere cambia segno zodiacale e si oppone in regime di quadratura ai vostri gradi. Avere contro il proprio pianeta non è troppo semplice.
dice, ma in questo momento dovete cercare di tenere duro proprio perché siete in una fase in cui di vacanza non c'è nemmeno l'ombra, sarete anzi molto intenti a curare un po' più il corpo, ma soprattutto a prendere decisioni abbastanza impegnative per il futuro. È una fase di progettazione imposta da Saturno molto importante. Scorpione. Questa Venere entra finalmente in quadratura ed è proprio la Luna oggi che entra nei vostri gradi a essere in un bellissimo trigono, l'unico aspetto bello che Venere oggi forma, ed è proprio tutto dedicato a voi, quindi godetevelo. Sagittario, una giornata oggi che vede finalmente la fine dell'opposizione di Venere, una Luna che fa meno la ritrosa e che si tace un po', e per voi inizia un periodo molto più disteso e piacevole in amore. Capricorno, Venere potrebbe essere un nemico perché l'opposizione della bella Venere vi procura una serie di fastidi, soprattutto perché Marte proprio non collabora e vi ritrovate un po' con la sensazione di essere al punto di partenza. In amore, invece che ripetere lo stesso schema, dovreste un po' riflettere meglio. Acquario. E beh, per voi oggi la Luna è assolutamente distonica, Venere perde il trigono e la Luna fa impazzire quel Plutone nei primi vostri gradi che tenta disperatamente di farvi concludere un'idea o un progetto. Pensate di non avere tempo, di essere un po' incalzati, niente ansia, cercate semplicemente di portare a termine fin dove potete i vostri impegni. Pesci, una giornata oggi che prevede sia la Luna che Venere in trigono e finalmente torna un bellissimo periodo nella vostra vita sentimentale. Uno schianto devastante contro una roccia, poi l'auto che prende fuoco. È l'1 agosto del 1976 e milioni di sportivi trattengono il fiato per l'incidente capitato a Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania. Altri 3 piloti si fermano e intervengono coraggiosamente per salvarlo. L'austriaco della Ferrari resterà in gravissime condizioni per alcuni giorni e rimarrà sfigurato per le ustioni. Incredibilmente ritornerà a gareggiare dopo appena 42 giorni, ma perderà il titolo mondiale per un solo punto. Lo sapevate che la Luna non influenza solo le maree, ma anche il nostro umore? Almeno così si credeva un tempo. In Italia, infatti, chi è di cattivo umore si dice che abbia la luna storta. Ma da dove nasce questa curiosa credenza? Dietro questo detto popolare si nasconde un'antica leggenda. Si pensava che la luna, soprattutto durante la fase calante, potesse esercitare un potere negativo sulla psiche umana, causando irritabilità, malinconia e persino follia. Scopriamo oggi Timothy Leary, il visionario psicologo che ha rivoluzionato gli anni 60. Fu espulso da Harvard per i suoi esperimenti con l'LSD, che considerava una chiave per aprire le porte della mente umana. Timothy fu un uomo eccentrico, arrestato per possesso di marijuana, evase di prigione e addirittura progettò di congelare il suo corpo dopo la morte. Le sue ceneri vennero lanciate nello spazio, l'unico modo di sperimentare l'universo inesplorato che tanto amava. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non so se è meglio segnare a Liverpool o andare a letto con Miss Mondo. Fortunatamente io non ho dovuto scegliere. E a chi sceglie di seguirci ogni giorno noi mandiamo un enorme grazie. Vi aspettiamo domani per una nuova puntata piena di curiosità e di informazioni sempre nuove. Vi aspetto, buona giornata dalla vostra Martina.